Noi avevamo veramente fatto tappa bene su quel 50 che ci avevano richiesto, però purtroppo poi uno degli uffici nostri che lavorava veramente bene della provincia è stato chiuso con la riforma e purtroppo da quel momento nulla è stato più fatto per le scuole per quel progetto. E la cosa è drammatica perché purtroppo adesso vediamo dopo 4-5 anni i frutti. Marino Biscaro negli anni 90 lavorava all'ufficio provinciale sicurezza stradale quando l'allora presidente della provincia di Treviso Luca Zaia decise di dar vita a campagne shock contro le stragi sulla strada. Biscaro lavorò per mettere in campo quelle iniziative che coinvolsero le scuole, progetti ai quali venne messa fine con la riforma del Rio. Ora, di quelle campagne shock è tornata a parlare il governatore Zaia, dopo il drammatico weekend che ha visto in Veneto tra sabato e lunedì 10 persone perdere la vita, metà di queste poco più che ventenni. Di fronte a questi numeri bisogna fare qualcosa, tornare a parlare con i giovani. Sulla sicurezza non c'è mai fine, bisogna continuare a lavorare, bisogna regalare alle nuove generazioni tutte le indicazioni che abbiamo dato. Tornare a fare prevenzione anche attraverso campagne shock ben mirate. Buttarle là tanto per far vedere un filmato no, non serve, diventa anche pericoloso, soprattutto per i bambini più piccoli. Ma se la cosa è preparata, se la cosa è portata avanti con l'ideale giusto, l'immagine shock diventa importante. Anche il direttore generale dell'USL 2 Benazzi ricorda i risultati importanti che attraverso iniziative forti si è riusciti a raggiungere e come sia necessario continuare il lavoro avviato nelle scuole. In quel periodo, se voi vi ricordate, c'è stato sicuramente un ottimo risultato che si sono ridotti. Oggi forse ci siamo un po', come dire, abbiamo dimenticato che bisogna sempre sollecitare, quindi sempre essere presenti su questo argomento. Ha fatto bene lui, dovremmo riprendere un po' questo. Io sono convinto, anche noi dell'ULSS, dovremmo andare nelle scuole e far capire, portando i volti delle persone, portando le situazioni delle macchine distrutte, portando i drammi delle famiglie. Intanto le comunità colpite dalle tragedie delle scorse ore si preparano a dare l'ultimo saluto ai loro ragazzi che non ci sono più. Sabato 21 dicembre Salgareda si stringerà intorno ai familiari di Matteo Gava per i funerali che si svolgeranno alle 10:30 nella chiesa di Campobernardo.